Sabato 17 dicembre è stata inaugurata in piazza Marinetti 2 a Portogruaro la Clinica del Sale, una nuova struttura unica nel suo genere nel nostro territorio, specializzata in aloterapia e cromoterapia. Con l'apertura di questa clinica finalmente sarà possibile portare in città i benefici del mare, grazie a 2 apposite cabine che simulano ciascuna una vera e propria grotta del sale. Una seduta di soli 30 minuti dona gli stessi benefici di 3 giorni passati in una località marina. Ciò è stato possibile grazie ad un speciale brevettato erogatore di sale, in grado di ricreare un microclima composto da aria priva di allergeni patogeni, soppressi dalla forte presenza di cloruro di sodio iodato. Un ciclo di 10-15 sedute permette di rafforzare il proprio sistema immunitario, combattere e alleviare i problemi alle vie respiratorie, come asma, bronchiti, sinusiti, allergie in genere, oppure della pelle, dermatite atopica. Non solo, mentre si respira quest'aria marina, la grotta è progettata per consentire un recupero psicofisico ottimale attraverso la musicoterapia e la cromoterapia. Il piacere provato nella Grotta del Sale è reso più intenso dalle fibre ottiche che, sfruttando i principi della cromoterapia, creano un sensazionale gioco di luci nei cristalli di sale. Nella grotta si può entrare da soli o fino ad un massimo di 5 persone. Per chi, vedendo le immagini, si fosse incuriosito e volesse testare i benefici che la Grotta del Sale può dare agli adulti, ma soprattutto ai bambini, ricordo che il prossimo 8 gennaio è previsto un Open Day, ossia ci sarà una prova gratuita. A portare il loro apprezzamento per l'apertura di questa nuova clinica sono intervenuti, fra gli altri, l'assessore comunale alla cultura Anna Maria Foschi, il decano dei giornalisti locali Ugo Padovese ed ultimo, ma non per importanza, Monsignor Pietro Cesco, che ha poi impartito la benedizione. Monsignor Cesco ha speso parole di elogio per questa nuova struttura, ma ha ammonito i titolari che la medicina e tutto ciò che ad essa è legata non deve essere in funzione primariamente economica, ma delle persone che necessitano. Poi gli intervenuti si sono recati presso il ricco buffet organizzato al di fuori della clinica, dove hanno potuto brindare con del prosecco. Tutti coloro che avranno modo di far visita a questa clinica, oltre a beneficiare dei positivi salutari effetti della alo e cromoterapia, potranno apprezzare la cortesia e i preziosi consigli della titolare Chetti Bagnato, che ho avvicinato in questa breve intervista. Ci troviamo con Bagnato Chetti presso piazza Marinetti qui a Portogruaro, inaugurazione della Clinica del Sale. Ci puoi parlare di questa nuova attività che apre qui a Portogruaro? Sì, è una stanza prefabbricata, ricoperta di sale sulle pareti e anche sul pavimento, e ha degli ottimi benefici per i bambini soprattutto, per chi ha problemi alle vie respiratorie e anche per chi ha problemi di pelle come la psoriasi e dermatite atopica. E quante persone possono stare all'interno di quella stanza? 5 persone. E le terapie quanto durano? Noi consigliamo i pacchetti da 5, 10, 15 sedute, però per chi ha problemi di pelle le 20 sedute sono necessarie. Ha una funzione particolare anche il fatto che all'interno della stanza cambi sempre il colore della illuminazione? È rilassante, ecco. La cromoterapia proprio serve a rilassare la persona. La cromoterapia è il cambiamento proprio dei colori, il pannello con le fibre ottiche. Che voi poi abbinate al fatto della presenza del sale. Sì, esatto. E questa è la prima struttura che abbiamo qui. Sì, è la prima struttura a Portogruaro. Per chi ci sta seguendo, quando si può visitare questa clinica? Noi saremo già aperti da lunedì, e quindi chi può venire sarà ben accettato. E poi voglio avvisare anche che l'8 gennaio ci saranno le porte aperte, l'Open Day, quindi una prova gratuita per mamme e bambino soprattutto. E gli orari di questo Open Day? Dalle 10 alle 18.